Ben ritrovati cari amici e bentornati a questo appuntamento con Radio Chef. Allora anche oggi siamo pronti per portarvi a scoprire le delizie del momento, ma Carnevale è appena passato, quindi i bagordi li abbiamo fatti e adesso è il momento di prepararci poi alla bella stagione, all'estate che ci porterà insomma al mare, ci vestiremo e quindi vogliamo tutti essere un pochino più in forma, non soltanto per essere in forma fisicamente, ma ricordiamoci che un'alimentazione equilibrata ci aiuta anche a essere in forma psicologicamente, di sentirci meglio a livello di umore, ma anche a prenderci cura di noi stessi e del nostro corpo, perché è con questo che ogni giorno affrontiamo la vita. E allora, pronti via? Oggi con che cosa abbiamo deciso di partire? Ma ovviamente con le verdure, che sono le protagoniste di una sana alimentazione, ma anche della freschezza della primavera. Cosa andiamo a mettere nel carrello se vogliamo iniziare proprio dalla lista della spesa? Beh, in questo momento dell'anno assolutamente erbe spontanee, e la prossima puntata, ve lo anticipo già, parleremo anche di queste, quali sono le erbe spontanee da portare in tavola. Ma sarà un altro capitolo venerdì prossimo. E invece al supermercato andremo a scegliere i radicchi tardivi, oppure ancora le carote, che sono delle vere e proprie ricchezze di stagione. Perché? Beh, innanzitutto perché sono ricche di beta carotene e preparano la nostra pelle al sole, che arriverà in primavera e estate se ci teniamo la nostra abbronzatura, ma non solo, proteggono la vista e sono anche incredibilmente sazianti proprio grazie alle fibre che contengono. E allora, per una spesa a chilometro zero che sostiene i nostri produttori, ovviamente possiamo scegliere non solo il nostro negozio di verdure di fiducia, oppure di produrre qualcosa nel nostro orto, ma vi sveleremo tra poco come fare e come questo ci può aiutare anche a restare in forma e fare ginnastica senza andare in palestra. Ma soprattutto possiamo scegliere dei supermercati vicino a casa che ci tengono e hanno grande attenzione ai produttori del nostro territorio, come i supermercati Bosco di Trieste, che potete trovare ovviamente in quello che è il punto vendita più vicino a voi. Ce ne sono diversi, c'è anche la nuova apertura in via Pirano, dotati anche di comodo parcheggio e grande spazio, come dicevo, ai produttori locali, dalla frutta alla verdura, anche ai salumi del territorio ad esempio, oppure gli yogurt e i formaggi del Carso triestino. E non solo, trovate i Casunsei per esempio, che è questa sorta di tortellini buonissimi che vengono dalle Dolomiti, o per esempio un altro piatto tipico del nostro territorio più dolce, la pinza triestina, che è una delle ricette amate a Pasqua nelle zone appunto giuliane, ma non solo, potete consumarla tutto l'anno. Pensate un po' anche con il prosciutto. E poi Bosco ha le sue produzioni come il crudo Bosco e le sue birre artigianali e molto molto altro, oltre che come sempre anche tutte le primizie, perché poi se dobbiamo guardare un po' più avanti, ma adesso pensiamo al detox, poi però arriva Pasqua e lì troverete uova di Pasqua e tutto quello che serve per festeggiare l'arrivo della primavera agli inizi di aprile. Ma torniamo alle nostre carote, perché con i supermercati Bosco abbiamo preparato per voi una ricettina semplicissima ma efficace e molto salutare, ovvero delle carote al vapore profumate allo zenzero e all'arancia. Tagliate le vostre carote, e la quantità è a vostro piacimento, a rondelle. Andrete a cuocerle al vapore per 10 minuti al vapore, perché questo vi permetterà di mantenere tutte le vitamine. Le condirete poi a freddo con dell'ottimo olio extravergine d'oliva del territorio, della regione, e poi le abbinerete a del succo d'arancia e andrete a grattugiarci sopra dello zenzero fresco. È un contorno detox e drenante e soprattutto coloratissimo e anche buono. Ma andiamo avanti, perché dalla cucina ci spostiamo all'aperto. Come vi raccontavo prima, insomma, se avete una piccola produzione nell'orto, nel giardino, sappiate che questo è il momento giusto per piantare le vostre insalatine da taglio, oppure i ravanelli o anche il prezzemolo. Lo sapevate che un'ora di giardinaggio vi permette di bruciare ben 300 calorie? Eh sì, si tratta di una vera e propria palestra naturale e che vi aiuta anche, come dicevo prima, dal punto di vista del benessere mentale, perché appunto anche vi aiuta a scaricare tantissimo lo stress, cosa fondamentale, perché non dimenticate che lo stress ci fa ingrassare, sì, fa ingrassare, aumenta la cellulite per le donne, insomma ha tanti lati negativi. Ovviamente fa parte del nostro essere ed è importante in certe situazioni, ma troppo se lavoriamo sempre sotto stress è veramente nocivo. Queste occasioni, quella di un ottimo lavoro nell'orto, nel nostro giardino, anche se abbiamo deciso di mettere qualche piantina nel terrazzo, ci può aiutare moltissimo anche a restare in forma. Però vi ricordo che per potare i rami secchi dell'inverno,
preparare i vasi, ci vogliono gli strumenti giusti, e qui entra in gioco Affila Utensili Natisone, perché non solo vi propone utensili professionali per lobbistica, la cucina e molto altro, ma anche una consulenza tecnica che vi può aiutare. Ricordatevi che avere forbici o cesoie perfettamente affilate non è solo un piacere, ma una necessità per non danneggiare le piante e assolutamente fare meno fatica. Qualità artigianale, insomma, per il vostro pollice verde o per la cucina, le trovate da Affila Utensili Natisone, che vi aspetta come sempre a Leproso di Premariacco in provincia di Udine. Torniamo invece a noi, è il momento della ricetta del giorno. Abbiamo deciso di ispirarci al Friuli Venezia Giulia e di proporvi un piccolo menù che consiste innanzitutto con una vellutata di cime di rapa o erbe di campo, tipica ricetta insomma della cucina friulana. Vi serviranno per prepararla 500 g di cime di rapa, 2 patate medie, un porro, del brodo vegetale leggero, un filo d'olio extravergine di oliva, dei crostini di pane integrale. Quindi andremo a affettare il nostro porro, lo faremo appassire con un cucchiaio di brodo, aggiungeremo le patate a cubetti e le cime di rapa pulite, copriremo il brodo e faremo cuocere per circa 20 minuti. A questo punto frulleremo il tutto fino a ottenere una crema setosa. Serviamo il tutto con un filo d'olio a crudo e pochi crostini tostati, perché ovviamente insomma, se esageriamo non è più tanto dietetica, e poi un piatto depurativo, saziante ma anche ricchissimo di minerali. Ci possiamo poi abbinare invece un ottimo merluzzo o nasello alla triestina, una versione leggera che consiste in 500 g di filetto di nasello, di merluzzo, dei pomodorini freschi, capperi, olive nere, un pizzico di origano. In una padella antiaderente creeremo una base con pomodorini e capperi, adageremo il nostro pesce, lo copriremo, lo lasciamo cuocere per 12 minuti. Niente soffritti, solo il sapore del mare. Risultato: proteine nobili, pochissimi grassi, ma tanta soddisfazione. Avete preso punti? Tranquilli, perché se non l'avete fatto troverete ovviamente queste ricette sul nostro sito radio.0.it nella sezione dedicata a Radio Chef. A questo punto invece è il momento per fare una bella passeggiata e scoprire la bellezza dei nostri territori. La neve è arrivata bella abbondante anche nella Val Canale, e allora noi vi portiamo a fare un po' di ginnastica sulla neve. Come? Ma ovviamente con una bellissima ciaspolata. Anche questo, approfittare del fine settimana per una ciaspolata sulla neve della Val Canale è un sistema ottimo per il nostro percorso drenante e detossinante fino alla primavera estate. Dove potete andare ad esempio? Innanzitutto nella zona di Camporosso, dove la neve diventa la nostra migliore alleata per restare in forma. Possiamo scegliere una bella ciaspolata che è una panacea per l'anima e per il corpo. Potete scegliere, a seconda della vostra preparazione, un percorso facile verso i prati del Presnik oppure un percorso medio, e allora potete dirigervi verso la Val Bartolo. Alcuni piccoli consigli: vestitevi a cipolla, usate i bastoncini per coinvolgere anche le braccia e mantenete un passo costante. Il freddo inoltre della neve accelera il nostro metabolismo e quindi ci fa consumare di più. La bellezza del paesaggio ci farà dimenticare la fatica, e dopo la fatica ci saremo assolutamente guadagnati un saltino da David a Camporosso, dove trovate tante tentazioni. I dolci che potrete però gustarvi, perché avete fatto una bella ciaspolata e ve li siete assolutamente meritati, e ne potete scegliere di buonissimi, magari anche, perché no, con le carote di cui abbiamo parlato oggi, ma anche una ottima selezione di tisane depurative, i mieli del posto perfetti per il detox, e poi tante opzioni artigianali. Un piccolo premio sappiamo fa bene allo spirito, ma anche una buona insalata, ad esempio come quella con lo sgombro che propongono sempre, e altri deliziosi piatti, anche qualche souvenir da portare via con voi o per la prossima passeggiata. Oppure, se avete optato per una gita più lunga, potete passare prima da David, farvi preparare degli ottimi panini e portarli via con voi. E infine chiudiamo in bellezza con un passaggio sempre in montagna, però stavolta nella vicina Sappada, dove la neve è caduta veramente abbondantissimo, uno spettacolo che avrete sicuramente avuto modo di vedere anche sui social. E allora che aspettate? Se siete a Sappada e vi godete la bellezza della neve ma vi è venuta un po' di fame, potete passare dagli alimentari Cardis, dove troverete, se volete prepararvi per una bella escursione e trovare l'energia giusta, trovate farine integrali, trovate
lavate i cereali, anche un pranzo ad esempio pronto già per voi, vi basterà contattarli prima e ordinare quello che preferite. Infine, se invece volete fare un salto nella vicina cortina, ancora in periodo di Olimpiadi, potete regalarvi un tocco di dolcezza alla pasticceria Ghedina. Ad esempio potreste approfittare per un biscotto secco artigianale che vi aiuterà a accompagnare un buon tè. Ricordate che stare bene a tavola non significa privazione, ma si tratta semplicemente di un buon equilibrio, quindi mangiare il cibo vero, magari chilometro zero, scegliere le ricette tradizionali e l'alimentazione del nostro territorio. E poi non dimentichiamoci che il nostro Friuli Venezia Giulia ci offre tantissime opzioni per passeggiate, escursioni sulla neve, mentre aspettiamo di farle vicino al mare o di andare al mare durante l'estate. La montagna è nel massimo della sua bellezza e quindi ci dà anche l'opportunità, veramente con poco, quindi non è necessario per forza andare a sciare anche se vi piace, ma fare una bella ciaspolata alla portata di tutti e potete approfittarne per godere di un paesaggio incontaminato e rimettervi in forma sia a livello fisico che mentale. È tutto per questo appuntamento con Radio Chef, noi vi diamo appuntamento la settimana prossima, giovedì, venerdì alle 12:30 come sempre. Trovate questa puntata sui nostri social, Facebook, YouTube e Instagram, e poi sul nostro sito radio.0.it con tutte le ricette e i suggerimenti di tante edizioni di Radio Chef e che vi proporranno sempre il consiglio giusto al momento giusto. Ciao a tutti e buona giornata con la musica di Radio.0.